Buona domenica e benvenuto a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Seconda giornata di festeggiamenti a Rivolto per il 60° compleanno delle Frecce Tricolori. Riviviamo le emozioni di ieri. E con le riprese di Fabio Di Bernardo proprio al tramonto, li vedete schierati i velivoli che si sono esibiti poco fa, sono i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale. C'è in rassegna fra pochi istanti il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha voluto raggiungere l'auto presidenziale proprio sulla pista dell'aerobase di Rivolto. E c'è anche un omaggio. 60 anni di testimonianza di eccellenza, di grande capacità di lavoro, di grande impegno, 60 anni in cui gli italiani si sono riconosciuti nelle Frecce Tricolori, nelle loro acrobazie, nel loro lavoro, ma 60 anni anche di testimonianza dell'eccellenza italiana all'estero. Un simbolo dell'Italia importantissimo, ma sono anche un simbolo della nostra terra. E sono contento ovviamente che tramite le Frecce Tricolori il Paese si faccia conoscere nel mondo anche per le sue capacità e diciamo anche la sua unicità, e tutto questo parte da Friuli Venezia Giulia. L'emozione è incredibile, da comandante ho la possibilità di assistere alle emozioni che le Frecce Tricolori regalano al pubblico, ma anche alle emozioni che il pubblico regala alle Frecce Tricolori, e quindi un punto di vista privilegiato, un'emozione resa ancora più forte da una prima esibizione dopo 2 anni di chiusura. Di fatto in questi 2 anni abbiamo visto le nostre manifestazioni aeree ferme. Da dove arriva? Da Brescia. Da Brescia, e questo è un diploma. Il diploma di piccolo pilota. Quindi Abbiamo fatto il simulatore di freccia. emozionante? Molto, molto bello. Voltiamo pagina, prosegue la polemica tra sindacati di categoria e l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Stavolta a rinfocolare la disputa è stata una nota di ieri di RSU, FP CGL, CISL FP, UIL PL e Nursind, secondo le quali davanti a un'eventuale quarta ondata pandemica la direzione dell'ASFO si fa trovare nuovamente impreparata con una serie di problemi legati al personale sanitario e agli operatori sociosanitari, sostenendo che diversi dipendenti si stanno licenziando per i disagi cui sarebbero costretti. Oggi ASFO ha diramato una dura replica in cui sono rigettate totalmente le accuse gratuite e non rispondenti al vero riportate da alcune sigle sindacali, sostenendo che si tratterebbe di critiche che potrebbero apparentemente essere finalizzate a sfruttare il momento elettorale per ottenere inutili, inesigibili benefici che andrebbero esclusivamente a discapito delle tasche dei contribuenti pordenonesi, riservandosi, in caso di nuove false informazioni veicolate formalmente alla cittadinanza, ogni debita azione risarcitoria a tutela della propria immagine. ASFO ha spiegato che non c'è alcuna emergenza sanitaria e che si sta gradualmente ma regolarmente realizzando il proprio programma di assunzioni che nel 2021 procede con grande successo. Dura condanna da parte della Federazione Italiana Pugilato per quanto visto sul ring di Trieste, dove in un incontro per il titolo italiano dei pesi superpiuma il triestino Michele Broili si è presentato con un torace interamente coperto da tatuaggi con simboli nazisti, dalla testa di morto, il Totenkopf, che richiama l'unità paramilitare addetta alla custodia dei campi di concentramento della Germania nazista, al simbolo delle SS. La FP, venuta a conoscenza e preso atto della situazione emersa nel corso dell'incontro di pugilato disputatosi a Trieste tra i pugili Michele Broili e Hassan Nurdine, valevole per il titolo italiano dei pesi superpiuma, condanna e stigmatizza con forza e perentoriamente il comportamento del proprio tesserato e si dissocia da ogni riferimento che i tatuaggi offensivi dello stesso evochino e si riserva di sottoporre agli organi di giustizia federali tale comportamento affinché ne sia nelle opportune sedi valutata la contrarietà rispetto allo statuto e ai regolamenti federali e vengano adottate le opportune misure sanzionatorie anche a tutela dell'immagine della Federazione Pugilistica Italiana. Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri è intervenuto ieri a Pordenone per incontrare i candidati della lista Forza Italia UDC Pordenone Civica. Sentiamolo. Forza Italia è in campo in tutta Italia per ribadire la serietà dei propri progetti. Abbiamo dato un contributo importante con il nuovo governo perché si procedesse con la vaccinazione, con Green Pass ed altri strumenti, riprendesse la vita sociale, la vita produttiva, l'attività degli uffici, delle aziende. Quindi il ricorso a questi strumenti per uscire dall'emergenza. E in questo momento vogliamo rinnovare il nostro pieno sostegno a Silvio Berlusconi. Passano gli anni
ma lo spartito è sempre lo stesso, un'aggressione giudiziaria inaccettabile a Berlusconi, che evidentemente è ritenuto ancora un pericolo per la sinistra giudiziaria e politica, perché è collante nell'area moderata, riferimento anche internazionale di un'Italia che vuole essere protagonista in Europa, archiviata la fase dell'oscurantismo e dell'ignoranza grillina. Quindi sostenere Forza Italia sui territori è indispensabile, perché nel centrodestra conti di più una forza con cultura di governo, una forza che guarda alle famiglie, alle imprese, alle città, e che sarà decisiva nei comuni dove vinceremo e nel governo nazionale, nel quale quando si voterà torneremo certamente. Al Teatro Ristori di Cividale si è parlato del futuro dell'Afghanistan con il giornalista e inviato di guerra Tony Capuozzo. Il ritiro degli americani dall'Afghanistan, argomento di pregnante attualità, è particolarmente sentito a Cividale e territorio comunale alla luce di importanti iniziative che il comune della città longobarda ha portato a termine grazie alla collaborazione della sezione ANA dell'8° Reggimento Alpini. Se n'è parlato al Teatro Adelaide Ristori in apposito simposio promosso dal comune con interventi di Tony Capuozzo, giornalista, reporter di guerra e vice direttore del TG5, e Francesco Ippoliti, generale di brigata in riserva, già impiegato in missioni fuori area ed in particolare in Afghanistan ed Iran. A fare da moderatore Paolo Mosanghini, codirettore del Messaggero Veneto. La svolta dell'Afghanistan dall'11 settembre 2001 rende ineluttabile un'analisi sull'intervento degli Stati Uniti e della NATO in un paese disastrato da terroristi, conflitti e povertà. Nel rendere gli onori di casa, il vice sindaco di Cividale Roberto Novelli, nel ribadire l'attualità dell'argomento, ha ricordato la sua partecipazione e quella dell'allora sindaco Vuga all'inaugurazione nel 2009 in Afghanistan di una casa di accoglienza realizzata dagli uomini dell'8° Reggimento Alpini grazie ai fondi raccolti tramite il piano umanitario Un ponte per Herat, replicato in occasione di una successiva missione. Il futuro dell'Afghanistan è nebuloso, inutile nasconderselo. I talebani si sono fatti più furbi, ma insomma, almeno dal punto di vista delle regole di vita quotidiane c'è poco da aspettarsi, cioè da aspettarsi il peggio, soprattutto per quanto riguarda la condizione femminile, per quanto riguarda l'istruzione. Poi ci sono altre domande che riguardano soprattutto noi, cioè se dobbiamo aspettarci che l'Afghanistan diventi di nuovo un trampolino per imprese terroristiche internazionali, e come e quando dobbiamo aspettarci un'ondata migratoria. L'Europa deve decidere che cosa vuol fare, se aiutarli ai confini dell'Afghanistan oppure accoglierli in Europa. Sarà possibile visitare fino al 18 novembre la mostra dedicata ai codici danteschi inaugurata nella serata di ieri a Cividale. È stata inaugurata la mostra dei codici danteschi intitolata Codici friulani della commedia a Cividale del Friuli, curata dal professor Matteo Venier dell'Università di Udine. Lo stretto legame tra il territorio friulano e il poeta nazionale è stato più volte ricordato dai numerosi ospiti che sono intervenuti durante la cerimonia, tra cui la direttrice del Museo Archeologico Nazionale Angela Borzacconi, che ha espresso grande entusiasmo per la mostra che il museo ospiterà fino al 18 novembre prossimo. Risalgono al 1817, anno di fondazione del Museo Cividalese, i primi studi dell'allora direttore proprio su manoscritti danteschi. Un progetto che spicca per qualità e puntualità scientifica, che si inserisce in un panorama di oltre 35 iniziative tra concerti, spettacoli e conferenze, sempre concentrate sulla figura dantesca. Un modo originale e interessante per celebrare il 50° anno della fondazione dell'Associazione De Claricini, presente sul territorio dal 1971. Questa manifestazione celebrativa di Dante ci dà molte soddisfazioni, perché abbiamo potuto presentare il valore culturale del nostro Friuli attraverso questa mostra e attraverso le iniziative che la Fondazione De Claricini propone durante tutto l'anno. Tutti questi manoscritti riuniti documentano appunto l'importanza della poesia di Dante nella cultura friulana. Nella mostra accogliamo appunto con una edizione che è l'edizione stampata a Udine della commedia curata da Quirico Viviani, il quale era convinto non soltanto che Dante fosse stato appunto in Friuli, ma riteneva che questi codici che oggi qui esponiamo fossero in qualche maniera direttamente connessi con la sua presenza in Friuli.
Il percorso, supportato non solo dalla Regione ma anche dal Ministero della Cultura, terminerà a Cividale del Friuli con un musical dedicato appunto a Dante Alighieri. Sarà possibile visitare la mostra ogni lunedì dalle 9 alle 14 e dal martedì alla domenica dalle 8:30 alle 19:30. In corso in Val Tramontina i campionati europei master di corsa in montagna. Vediamo com'è andata ieri nella prima giornata di gare. È stato un sabato da incorniciare per i colori azzurri agli europei master di corsa in montagna. Nel campo gara, allestito in località Matanne, si sono presentati 315 atleti da 17 nazioni, suddivisi nelle varie categorie femminili e maschili. 92 donne sono partite per prime affrontando il percorso tecnico e veloce di 9,2 km. È stata la fortissima italo-rumena dell'atletica Rimini Nord, Ana Nanu, a tagliare il traguardo per prima con il tempo di 50,05, precedendo di un solo secondo l'ungherese Mereni Timea. Terza la campionessa europea uscente, la belga Charlotte Cotton, che negli ultimi 2,5 km ha rimontato una serie di atlete che la precedevano. In gara anche la pluricampionessa del mondo di mezza maratona e oro mondiale europeo di cross, l'olandese di origini keniote Lorna Kiplagat. In campo maschile 223 i partenti e sin dal primo chilometro un gruppo di 6 atleti ha preso la testa della corsa, rimanendo abbastanza compatto fino al quinto chilometro e aumentando poi decisamente il ritmo con Fabrizio Barizza dell'atletica Dolomiti Belluno, che si è lasciato alle spalle il ceco Jaroslav Vitek. Al traguardo Barizza ha chiuso in 43,18. Al terzo posto Luca Benini, che ha fermato il crono a 45,01. Oggi seconda giornata di gare in corso con la prima assoluta per il Nordic Walking, un anello da 870 metri da percorrere 10 volte più un rettilineo di lancio arrivo di 650 metri e la gara più dura ed attesa, vale a dire il trail running di 43 km e mezzo con un dislivello di 1800 metri attraversando le località più suggestive della zona tra laghi, pozze smeraldine, gallerie e cime incontaminate. Pordenone, ieri Rastelli ha definito immeritata la sconfitta a Cittadella. Oggi il presidente del Pordenone, Mauro Lovisa, ha manifestato il suo disappunto per 2 decisioni arbitrali che hanno condizionato la gara e in una nota si dice molto arrabbiato per una partita che doveva finire in altro modo. Il VAR, ha aggiunto riferendosi a rigore non concesso al Pordenone per la trattenuta in area su Pellegrini, deve assistere realmente l'arbitro, non rimanere uno strumento passivo. Mi auguro, ha concluso, che i 2 clamorosi episodi, l'altro il secondo giallo non dato a Cassandro che ne avrebbe determinato l'espulsione, che non trovano proprio giustificazione, siano casi isolati. Tutti devono tenere al massimo l'attenzione, dirigenti, calciatori e tecnici, ma anche arbitri e assistenti VAR. Infine ai tifosi chiede fiducia, il potenziale è molto e ancora inespresso, ma la strada intrapresa è quella giusta. E per ora è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento a questa sera. Buon pomeriggio.